Ciao a tutti, sono Pigio e sono un rapper di Conegliano. Beh, diciamo che ho sempre fatto il rap classico. Non mi è mai piaciuta un'evoluzione troppo nuova, perché ho sempre ascoltato quello classico anni 90, dei primi 2000, ma anche bello influenzato dal rock, tanto che un giorno mi piacerebbe fare qualcosa verso quello stile un po' crossover che c'era all'inizio 2000. Ho iniziato a rappare nel 2006-2007, quando ero all'università. Ho conosciuto un altro ragazzo con il quale ho fatto i primi live. Eravamo dentro la stessa crew di Udine che si chiama SVP, o si chiamava. E da lì poi mi sono concentrato su me stesso per poi avere diversi gruppi, diverse realtà qui nella zona. Il primo è stato LSB con Scleroman e il Dance, e poi tramite comunque il chiacchierare, il collaborare con altre persone ho fatto altre esperienze con Teyaman, Ian Corrado in ultima, e quindi ho fatto un bel po' di roba in questi 10-12 anni ormai. A inizio, anzi prima della pandemia, avevo 2-3 basi musicali, beat, che mi aveva passato DJ Spillo, e da lì avevo iniziato a scriverci qualcosa, però nulla di concreto, erano solo delle idee. Poi chiaramente con il lockdown sei lì a casa, cosa fai? Scrivi, inizi a scrivere, fai bim bum bam. E la fine della prima parte di pandemia, quindi estate 2020, ho detto cavoli, ho 3-4 canzoni pronte, facciamo un EP. E da lì poi ho iniziato a registrare, chiaramente ho chiesto l'aiuto a altri cantanti, altri rapper, quindi c'è dentro Marco Dalbo dei Filbona, che anche loro sono usciti poco tempo fa con un EP, c'è Ian Corrado, c'è Kidna e Dilly Mo della Demiurgency, quindi abbiamo fatto un bel progettino, il tutto registrato al The Central Studio qui a Susegana, con le basi beat di DJ Spillo e di Square Head Riccardino, e quindi abbiamo fatto un bel lavorone, grazie anche a Stefano Moro che adesso se n'è scappato a Los Angeles per fare qualcosa di più strong. Lacrime d'amore sotto questa luna, mi carpisci, senti la mia mano, ho fatto scuola. Il chiacchierare, il condividere una birra, come il condividere una passione, idee, e anche parlare di quello che sta andando e dello stile musicale. Come dico sempre, la musica ti dà modo di poi aprirti con quelle persone con cui la fai e di condividere cose ed emozioni che con i tuoi amici, con le persone con le quali condividi la vita di ogni giorno non riesci magari a toccare. Invece facendo qualcosa di creativo hai modo poi di condividere qualcosa di più intimo con le persone con le quali crei qualcosa, che poi può essere musica, può essere un libro, può essere poesia, qualsiasi cosa. Quindi per me il collaborare è fondamentale nella musica, mi dà modo di spaziare e di poter anche usufruire di attitudini che io non ho, come il cantare, che sì, io faccio il rap, non faccio il cantante. Se volete seguirmi avete vari canali, Instagram, Pigio il Grigio, potete trovarmi su Spotify sotto il nome Pigio. È uscito il mio ultimo EP che si chiama Bevo l'ultimo e vado a casa, non a caso siamo nel quartiere del Piave, e anche l'ultimo video su YouTube insieme a Marco dei Filbona, che è fino a domani, pezzone. Ciao!